Eder. Mech. Pallister. La procura di Trieste ha confermato che il corpo di Liliana Resinovic verrà riesumato attraverso una procedura di accertamento tecnico non ripetibile. Questo è stato deciso dal PM Maddalena Kergia, che ha affidato l'incarico a un collegio di consulenti, come suggerito dalla consulente Cristina Cattaneo. La data prevista per la riesumazione è alla fine di questo mese, gennaio 2024, e verrà convocata una riunione con gli esperti incaricati, con avviso ai familiari delle defunte e ai loro avvocati. Una volta formalmente affidato l'incarico, seguirà un'attività di consulenza e l'esame della documentazione medica. Il 14 dicembre 2021, Liliana era scomparsa dalla sua abitazione in via Verrocchio a Trieste. Il 5 gennaio successivo, il suo corpo era stato trovato nel parco di San Giovanni, vicino alla sua casa, avvolto in 2 grandi sacchi e con la testa coperta da sacchetti di plastica. Inizialmente, la procura di Trieste aveva ritenuto che si trattasse di un suicidio e aveva richiesto di archiviare il caso. Tuttavia, il 3 giugno scorso, il giudice Luigi Drainotti ha deciso di scrivere a carico di ignoti il reato di omicidio volontario, anziché il sequestro di persona, e di non chiudere il caso, indicando 25 punti da approfondire. Grandi speranze sono riposte nella perizia medico-legale affidata dalla procura all'antropologa forense Cristina Cattaneo, nella speranza che riesca a fornire una risposta definitiva sulla data del decesso. A dicembre, l'ex capo dei RIS Luciano Garofalo, consulente del marito di Liliana, aveva già rivelato la decisione della Cattaneo di richiedere la riesumazione del cadavere, ma solo oggi questa decisione è stata ufficialmente annunciata. Un nuovo esame autoptico sul corpo dovrebbe servire a stimare la data della morte, attraverso il prelievo del midollo osseo e una valutazione quindi della cellularità. Un tentativo, visto che sono passati 2 anni dalla morte, per non lasciare nulla di intentato. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.